Allora, buonasera Presidente. Buonasera. Lo leggo testualmente perché poi altrimenti è un po' che non ci vediamo. Come sta, Presidente? Come sto? Meglio che parliamo d'altro, va, di come Sì, sto, ecco. parliamo d'altro, potremmo parlare della squadra, del mercato, dell'allenatore e insomma di questo Verona 2022-2023 potremmo parlare, anche se ci faccio caso adesso Ci perché sono delle foto vedo delle particolari. foto. Queste foto appunto, perché ad esempio non parliamo di quanto è bella l'estate al Twiga con la musica di Umberto e tanta bella gente, tanta bella gente. Al Twiga c'è più così di bella gente. Tornando ad argomenti che magari interessano di più ai tifosi, insomma la Twiga interessa sempre, però dicevo i tifosi sono un po' preoccupati, anche se sono state tantissime cessioni, un nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo. Che tra l'altro non costa neanche tanto andare al Twiga, pensavo di più, con l'ingresso c'è compreso il guardaroba, la sezione donna, la prima consumazione compresa, la seconda costa un botto. Un classico trucco, anche lei ti bastonano per bene con la seconda, però insomma ne vale la pena, c'è una bella situa, hai capito? Però c'è una bella suite, bella gente, bella musica, un discreto giro di patacca, si va, e poi magari se c'hai una botta di culo ti porti a casa un bel selfie con l'Umbertone. Ho visto. Umbertone smile. A proposito di suite, qua però i tifosi dicono che la situa è un po' preoccupante. No, ma poi c'è la musica, c'è uno spettacolo, c'è tutta roba nuova, tipo Maracaibo, Cosarsi, Madove, Zanzan. L'hanno fatto su di noi, l'hanno fatta? Hanno fatto su di noi, hanno fatto il gelato al cioccolato, quelle cose lì, come è bello far l'amore da Trieste in giù, sapore di sale, insomma tutte novità del momento, hai capito? Tutti in piedi sui tavoli a ballare. C'era anche la cosa che c'ho la foto lì, la Daniela Santonorelli, come si chiama? È Santa anche. Ma sai che visto da vicino, secondo me qualche ritocchino se ne però c'era buio, mi ricordava un po' il Jolly Joker di Batman. Sai che c'è sempre il sorriso stampato, no? Il riso così. Sì, però ma ai tifosi cosa diciamo? Cioè, ad esempio, cosa mi dice di Cioffi? Purtroppo il Cioffi non è potuto venire il Twiga. Era impegnato ha detto sono impegnato in qualche allenamento, una cosa del genere. Ma secondo me si sarebbe divertito. E poi lui insomma dai è un bel omino, o no? Un bel tipetto, anche se lui viene al Twiga se le porta a casa col sacco. Secondo me sì. Cioè, lì al Twiga se ci piace a una, cioè è lei che viene lì, capito? Addirittura. Ti fa 2 o 3 domande per essere sicura che sei un tipo a posto, scusa te che VIP sei? Vedi, che macchina c'hai? Quanto guadagni? Non mi offri una bollicina? Così insomma, dopo vai che ci do lì. Sì, invece che mi dice di Marocco? Lui non è il tipo da Twiga. No. Secondo me, a lui credo che il Twiga non ci piace mica tanto. Il Twiga. Secondo me lui frequenta altri posti, cioè lui ci piace altra musica, ci piace il finto rock, la new wave italiana, il free jazz, punk inglese, quelle cose lì, capito? Cioè lui è un tipo riservato. Ho capito. Lui è uno che secondo me non cede alle tentazioni. È uno incedibile. Incedibile, soprattutto quella. È un po' come il Caprari, capito? Sì, ce lo ricordiamo bene. In collaborazione con Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Autozai, agenzia matrimoniale Subito Amore, Vignola Termoidraulica, lucanoleggiopiattaforme.it.